Sono qui alla ricerca di metodologie, ideologie, applicazioni di bodybuilding differenti che possono aprire la mente e mostrare tante diverse strade. Io sono Lollo e questo è Sposto Ghisa con. Ok, fermo lì, stai lì, dove scappi? Stai sotto, ne fai ancora 20. Vai, vai. C'è un po' di pressione. Poggia. Io direi che questa serie l'abbiamo fatta. Sali. Non ti muovi più? Resta connesso, tieniti forte. Vamos, lo, 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 lo. Lollo Mazzini. So we have great time. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo episodio di Sposto Ghisa con. Oggi siamo qui alla Walter Gym di Nerviano in provincia di Milano assieme al grande Alex Zuccaro. Ciao Alex. Ciao a tutti. Allora, abbiamo appena finito la chiacchierata muscolosa, una super chiacchierata muscolosa che avete visto la settimana scorsa e oggi siamo qui per fare il mio leg day e io sono onorato e entusiasta di poterlo fare sotto la guida di Alex. Cosa andremo a fare oggi? Allora, visto che abbiamo poco tempo, cerchiamo di comprimere il più possibile le energie, poi tu fai un allenamento misto femorali e quadricipiti. Questo è il tuo stile di allenamento. Io di solito invece separo i quadricipiti e i femorali, oggi invece li facciamo insieme. Faremo un metodo poco scientifico, però che ogni tanto ha portato i suoi risultati. Quindi faremo delle serie di avvicinamento, poi faremo una monoserie per esercizio, ok? Nel quale ci saranno più tecniche di intensità mescolate, ovviamente contestualizzato, non è una cosa che puoi fare tutti i giorni. Certo, oggi certo, la facciamo immagino. perché facciamo un video, ok? Poi dopo, come ti dicevo, va periodizzato e nella periodizzazione ci può stare anche divertirti un giorno a fare queste robe qua, ok? Questo è molto stravolgente a livello metabolico e a livello nervoso, ok? A livello muscolare è molto impegnativo, non è una cosa che puoi fare sempre, è una cosa che possono fare tutti. Chiarissimo. Ok, quindi faremo questo video per farvi divertire. Siamo venuti qua per divertirci, oggi ci divertiremo. E poi per vedere un po' come si allenano anche i vecchi. Ok. Ragazzi, andiamo. C'è da specificare ragazzi che in questa palestra che consiglio a tutti di farci un salto se siete in zona ci sono dei Pezzi storici. dei pezzi storici assurdi, pezzi d'epoca assurdi. Tra l'altro ci sono delle macchine, soprattutto quelle a catena, che fai fatica a muoverle anche senza il peso, figurati quando glielo metti. Sul menu, se vogliamo dare una piccola anticipazione, Alex mi diceva iniziamo un attimo con un preaffaticamento, possiamo definirlo, del quadricipite qua. Possiamo definirlo così, praticamente una preattivazione, visto che poi altri esercizi, facendo anche dopo i femorali, sono molto più articolati, no? Come movimento. Certo. Quindi l'attivazione sul quadricipite in particolare non è ovviamente la stessa che su leg extension, anche se leg extension non è che diventi grosso facendo leg extension, perché poi qua dici no, facendo leg extension c'è più attivazione e più grosso, non è proprio così. Adesso tu hai un movimento abbastanza lineare, Sì. ok? Quindi senza soffermarti sulla contrazione di picco piuttosto che sull'allungamento. Sì, ogni fase ha gli stessi secondi Sì, circa. più o meno stai lavorando in maniera omogenea. Sotto gara, ad esempio, tanto mentre facciamo parliamo un po' di tutto. Cavolo. Sotto gara invece io mi trovo molto bene ad enfatizzare la fase in contrazione. Quindi le 10 ripetizioni probabilmente le utilizzerò un peso inferiore, però tieni conto che tengo la contrazione volontaria, ok? Certo, allunghi l'accorciamento Sì. di qualche secondo. Questo perché? Ti dà più dettaglio? Ma più che altro allora, a livello proprio di sensazione, poi quando vado in posa mi dà proprio più controllo della contrazione, ok? Quindi tieni conto che quando sei sul palco i muscoli vanno contratti e devi anche tenerli a lungo contratti, quindi anche allenare quell'aspetto
è importante, che vai sul palco, fai una posa, dopo 2 secondi molli, gli altri rimangono in posa, magari ora che i giudici ti vedono, sei là in fondo, tu hai già mollato, non ti hanno ancora visto. Questa, ragazzi, è una cosa che nessuno considera, però anche l'allenamento può aiutare quella che è la tenuta della posa, effettivamente. Certo, noi sì, questo è importante. Continua anche se non arrivi in cima, Fai anche movimento breve, dove arrivi continua, muovilo anche poco. Vai, cerca ancora di farne. Non vengono più, basta. Hai finito. Messo il 20? 20. Ok, anche perché adesso se tu partissi subito a cannone, è vero che hai fatto la leg extension, ma ovviamente le catene motorie che interessano questo esercizio sono differenti, ok? Quindi lì hai scaldato delle articolazioni ma altre no, Certo. e soprattutto hai lavorato su dei muscoli che qua, qui lavori su dei muscoli che lì non hai toccato. Cioè, pensiamo anche solo all'anca, quindi lì era bloccata in flessione, qua si deve anche estendere, quindi. Ma devi cercare ovviamente di trovare una posizione dei piedi, sia per quanto riguarda la distanza che l'altezza, che ti consenta di fare una cosciata completa, però non devi sentire, perché questo qua è uno di quei esercizi, ok? A parte che questo è particolare perché si chiude. Il problema dell'hack squat è che molti che non si chiudono, che sono magari che scorrono, per esempio, hanno il problema che lavorano molto su questa zona qua e sarebbe meglio evitarli, quegli hack squat lì. E concentrica devi cercare di essere esplosivo. Ok. Perché se tu sei in grado di controllare la velocità anche nella fase concentrica, significa che il peso è troppo leggero. Ok? Chiaro. Tu sei capace di rallentare il peso, ma se tu sei capace di controllare la velocità in salita vuol dire che il peso è troppo leggero. Troppo gestibile. Troppo gestibile. Perché se il peso è giusto e il carico è giusto ed è importante, tu non puoi controllare, vai su lento per forza. Da fare volontariamente una concentrica lenta al non riuscire a spostare il peso cambia la Sono cosa. due cose diverse. Ok. Dai, controllo bene, Un bel movimento pulito. Ok. Giù subito, non stare su. Bravo, così. Ecco, così mi piace di più. Dimmi quanto sei. 6. Vai, poggia. Posa un attimino. Dai, posizionati. Irrigidisci tutto e parti. Giù subito. Giù subito. Bravo. Ancora una ci sta. Vai, poggia. C'è un po' di pressione. Ci sta. Dai, vai sotto. Adesso incomincerai a far fatica, Bravo. Più subito. Bella questa, dai. Bello. Stai lì, non scendere. Movimento più veloce adesso. Dai, parti. Giù subito e su subito, giù subito, dai. Bravo, così. Bravo. Bravo, vai. Dai, ancora. Ne fai ancora 20. Vai. Vai, ancora, ce la fai ancora, vai. Dai, respira. Adesso scendi meno, fa le mezze, bravo. Dai, continua. Dai, che ce la fai ancora. Ce ne stanno ancora 20 qua, dai.
Ok, fermo lì. Stai lì, dove scappi? Stai sotto. Ci sei? Vai, ti aiuto a salire. Vai. Aspetta un secondo, riposa un attimo. Riposa un attimo. Adesso incominci a lavorare. E fammi un'isometrica, scendi e fermati a metà. Fermati lì, fermo. Tieni tutto il tempo che riesci finché non vai giù. Non aver paura, tanto si ferma da solo. Tieni. Forte il ragazzo. Oh. Male? Te lo credo che è una serie. Negativa lì non te l'ho fatta fare perché te la faccio fare qui perché sarebbe stato troppo volume. La negativa dopo la facciamo qua, che sarebbe, quando ti sei fermato, sarebbe stato risalire e fare una negativa. Oh. Perché tu e Filie hai fatto una statica. Sì. Ok, poi dopo sei crollato, ok? Invece poi lì sarebbe da aumentare ancora leggermente il peso, perché calcola che in una contrazione eccentrica la tua capacità di esprimere forza è maggiore. Maggiore, certo. Ok, quindi aumentiamo il peso e fai solo l'eccentrica, che lì non abbiamo fatto perché è la prima volta che lo fai, è inutile che ti ammazzi. E per fartelo vedere, poi quando sei a casa te lo rielabori da solo, qualche volta se vuoi lo puoi provare. Fatti sempre aiutare da qualcuno però. Uno spotter, chiaro. Ok. Questo ragazzi comunque come primo stimolo a livello di sensazioni personali, probabilmente per la maggior parte di gente basta quello per andare a casa. Sì. Cioè io stesso mi sento... Ma perché tu molto sei già molto condizionato. allenato, facciamo 2 serie, altrimenti ci saremmo fermati. Quanto conta, visto che sono qui a boccheggiare, l'allenamento cardiovascolare poi qui? È importantissimo perché come prima abbiamo toccato il discorso di allenarsi in contrazione isometrica, quindi con la condizione di picco volontaria, per migliorare diciamo, alcuni aspetti, capito, della tua performance sul palco, il lavoro a livello cardiovascolare per eseguire questo genere di intensità è importante. Tu abbinavi anche del cardio, anche nell'off season? Solo nell'off season. Molto interessante questo, che solitamente il cardio si ritiene nelle ultime fasi di on season, si tiene. Solo nell'off season. Nel pre-contest il cardio io l'ho sempre tolto. Allora, se fai la dieta e ti alleni con i pesi tutti i giorni e in alcune fasi fai addirittura la doppia split come si faceva una volta, al mattino un gruppo, la sera un altro, il cardio non serve. Certo. Il cardio fa tante cose buone, va fatto, va inserito, ma non è quello fondamentale per arrivare in condizione. Tra l'altro qua ti sta aiutando il ragazzo qua che ha vinto il campionato italiano, quindi è che ti sta aiutando uno che arriva... Onorato. Onorato. Quindi Noi dobbiamo essere onorati per lui. Quindi, Per entrambi, assolutamente. Lui è un grande quindi non è che adesso sei qua con i primi che passano. Quindi se non ci spingo in sta serie, esiliato dal mondo del bodybuilding a vita. Guarda che qua stai rischiando di fare una brutta figura, quindi mi raccomando. Tieni, vai, giù subito. Giù subito, bravo, così. Quanto sei? 6. Appoggia. Posa 10. Vai, vai. Tieni, spingi. Tieni, dai. Giù subito. Piano. Dai. Appoggia. Adesso incominci a allenarti. Dai, vai. Ancora una, dai. Bravo, questa è buona, appoggia. Quanti scarichi ti senti di fare? Quelli come te. Decido io. Adesso più esplosivo come prima, dai. Giù subito. Dai. Dai. Oh. Vai. Appoggia. Ce ne sta un altro. 6? Dai, vai. Tutte quelle che vengono. Dai, veloce, veloce. Dai. Dai. Appoggia.
Ok, adesso inizia a far fatica, Adesso qua, come si dice, devi uscire il carattere. Ci sei? Fammi un'isometrica così, dai. Un'isometrica. Vai. Ok, scendi poco, piega poco, fermo lì. Tienila. Tienila. Tieni. Vai. No. Passa fuori, passa fuori. Ci sei? Vai. Io direi che questa serie l'abbiamo fatta. Poi domani mi fai un video e mi dici come senti le gambe. Se riesci a camminare. Invito tutti a fare un allenamento con Alex. Con questo schema di intensità vai a toccare tutti i range di ripetizioni, da quello un po' più basso a quello poi alla fine più alto, compreso un'isometrica finale. È super completo. Tu in che periodi lo facevi questo schema, Alex? Questo è un allenamento che io facevo all'inizio fino a metà della preparazione gara. Tutte Poi le volte? abbassavo l'intensità. Sì. Tutti i giorni? No. Cioè una volta al mese? Periodizzavo in base alle settimane. Ah. Allora, a quello io sono rimasto legato a quello che erano stati gli insegnamenti sempre di Massaroni, che lui ti diceva pesante, medio, leggero, che lui periodizzava così. Io ci ho messo un po' del mio, ma non perché non fosse giusto quello che diceva lui, perché l'ho adattato un po' alle mie sensazioni. Chiaro. Perché comunque pesante, medio, leggero, come dice lui, ineccepibile, però su di me, anche perché poi io considero molto anche l'aspetto caratteriale e l'aspetto emotivo. Se io oggi cioè di spingere e invece oggi è la giornata media, cioè io lo spingo lo stesso. Fai pesante. Se invece oggi è la giornata pesante, ma io non ce la faccio, cioè non vado da protocollo. Oggi non mi alleno, oppure oggi mi alleno ma mi alleno meno. Quanto contano, collegandomi a questo, secondo te, le sensazioni di un avanzato in sala pesi? Cioè, fai esercizi che ti piacciono perché li senti meglio, è la cosa migliore? Sì, secondo me, a parte che, secondo me, per quello che vedo anche la maggior parte dei professionisti, quando sono di altissimo livello, entrano in palestra e fanno quello che hanno voglia di fare. Sì. Dai. Bravo. Spingi forte quando sali. Dai, ti aiuto a farne una, dai. Sali. Non ti muovi più? Allora va bene così, vuol dire che sei arrivato. Oh, appoggia. Ah no, ce la fai, guarda che fai finta. Fai ancora una allora. Dai che ce la fai. Fai su, te su, adesso scaliamo un attimino, dai. Fai un lavorettino, macina ancora un po' di colpi, dai, che è l'ultima serie è questa. Ok. Se il video vi sta piacendo, quindi vi piace vedermi soffrire in questo modo, ma soprattutto ancora di più per supportare il progetto, per supportare queste trasferte e per vivere ancora di questi momenti qua e apprendere da professionisti come del calibro di Alex, seguite il canale, lasciate un like, davvero, a voi costa poco, per me vuol dire tanto e ci dà la forza ancora per fare tante esperienze simili. Buona visione. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, anche come energia, vuol dire che ci siamo spremuti per bene. Ultimo esercizio, sempre focus femorali, leg curl, standing leg curl in piedi. Bella macchina questa.
Arriva fino a quando non riesce a completare il movimento completamente e passa dall'altra parte. Ok, passa dall'altro lato. Bravo, passa di là subito. Ok, passa di là. Ok ragazzi, voi mi vedete in piedi, mi metterei a sedere molto volentieri. È stato un allenamento breve, un'ora abbiamo contato netta forse, davvero davvero intenso, e quando si dice che basta poco ma di qualità per portarsi a casa un allenamento intelligente ed efficace. Alex, lo chiedo a tutti, come mi hai visto? Ti ho visto per come ti ho visto io, poi ovviamente ti alleni bene, sai controllare i movimenti e poi hai anche una bella resistenza fisica, nel senso comunque hai fatto un allenamento che non avendolo mai fatto prima non era facile, infatti ero in dubbio, ho detto boh, non lo so, glielo faccio provare, non glielo faccio provare, avevo paura che non riuscisse ad arrivare in fondo, più che altro anche per chi vedeva, per fargli capire veramente come bisognava farlo. Invece hai espresso al meglio proprio quello che io volevo far vedere, cioè allenarsi anche con una serie per ogni esercizio, ok? Quindi anche per fare poche serie di lavoro, ma a volte, come ripetiamo, non sempre, però a volte questo genere di allenamento porta ottimi risultati. Periodizzarlo, però porta ottimi risultati. Oggi tu hai fatto vedere la maniera migliore che si poteva fare come impegnarsi a fare questi esercizi, quindi arrivare veramente al punto che non ce la fai neanche più a tenerlo e cadi giù. Questo è quello che volevo far vedere. Io oggi ragazzi vado a casa stanco e realizzato e mi porto a casa queste parole da un professionista del settore come lui che ne ha viste tante e vissute tante, quindi ne faccio tesoro, spero che fate tesoro anche voi insomma di questo che vi abbiamo mostrato oggi. Io faccio sempre il tramite, no? Il caronte un po' di queste nozioni che ci può dare un professionista come lui, e oggi sicuramente la lezione è stata con poco si può far tanto se fatto bene. Alex, grazie infinite per l'opportunità davvero. Noi figurati, è stato un piacere. Ci teniamo in contatto ovviamente. Assolutamente. Che dire ragazzi, al prossimo video di Sposto Ghisa con. Alla prossima. We have